Salve e ben ritornati, questo primo video dell'anno. Sono con Alberto Travagin. Buongiorno a tutti. Fa dei bellissimi video di minerali, di chimica, vero Alberto? Sì, esperimenti vari. E oggi ci porti a vedere le miniere di mercurio ed oro dell'alta valle del Mis. Esatto, quindi ci farà anche da guida Alberto. Sì, dai, quello che riesco. Proprio che si chiama dall'alto. Questo è quello della Valvolta. Abbiamo trovato questi pezzi di ferro che sembrano essere dei carrelli per teleferica, veniva sicuramente trasportato a valle il minerale con questi. Ruote dei vagoncini della miniera. Eccoci arrivati all'entrata della miniera dell'oro. Allora sì, questa galleria qua fu scavata nel 1948 ed era il frutto di numerosi saggi che furono eseguiti a partire dalla fine della seconda guerra mondiale nel 1945. Un po' tutta questa valle qua. Due ingegneri minerari erano ritornati dal lavoro all'estero e investirono parte dei loro risparmi nel effettuare questi saggi, e alcuni di questi saggi dettero concentrazioni spettacolari d'oro qua in questo punto qua. O più precisamente il primo scavo fu scavato in quella direzione là, una prima piccola galleria, adesso totalmente scomparsa. Poi fu scavato questo secondo livello qua, l'unico ancora accessibile. Qui si trovava come minerale la pirite aurifera, che presentava tenori di 17 grammi di oro per tonnellata di minerale, che era ed è un valore molto elevato, spettacolare a dir poco. E venne destato l'interesse generale, la vallata tirò un sospiro di sollievo perché c'era miniera, c'era altro lavoro, erano anni in cui non vi era lavoro, la gente emigrava all'estero. E allora fu scavato questo tunnel, vennero iniziati ad assumere più operai per scavare, però già a partire dagli anni 50 si scoprì che il tenore d'oro non era consistente, vi erano dei brucioni, vi erano dei punti in cui l'oro si era accumulato in questi tenori particolarmente elevati, ma la gran parte del giacimento aveva valori troppo bassi per poter essere economicamente lavorabile, e infatti si parla di tenori di 0,5 grammi d'oro a tonnellata, che siamo lì sull'orlo del minimo indispensabile, e all'epoca era decisamente troppo poco, quindi i lavori furono abbandonati. E intanto ringraziamo Alberto per tutta questa spiegazione. Di nulla, è stato un piacere. E entriamo ad esplorare. Si possono vedere i cugni in legno che servivano per tracciare la topografia della miniera, praticamente la mappa. I fili elettrici dell'epoca agganciati sopra un piccolo trave, un gancio in ferro. Siamo in una sala concrezionata e gli stagliatiti qui hanno preso il colore dell'ossido del ferro. Wow, che spettacolo! Culate arrugginite di ossido, praticamente sono di ferro.
un crollo, ma con calma passiamo, andiamo a vedere perché sembra proseguire. Proseguiamo e qui troviamo Alberto che ha trovato Ho trovato quello che secondo me è l'abbozzo della discenderia. Dalle mappe, Sì. da quanto ne sappiamo, era nell'intenzione dei minatori di collegare il primo e il secondo livello, questo è il secondo, il più basso, con una piccola discenderia. E però il piano non fu realizzato perché fu abbandonata prima la miniera. Secondo me questo era un abbozzo della discenderia. infatti La sembra direzione è quella corretta. E Esatto. guardate che colori, anche la decomposizione dei minerali. solfuri limoniti, un bel giallo che dà molta colorazione a questa miniera. Deviazione delle gallerie, una che va a destra e una che va a sinistra. Al centro c'è un trave che sostiene le volte. I colori così ocracei, marroni, rossastri, giallastri sono tutti ossidi, idrossidi e carbonati di ferro che sono frutto della decomposizione della pirite e della marcasite che sono presenti all'interno dei filoni di quarzo che a loro volta sono incastrati all'interno di queste fila di carboniose. Questi filoni qua, questo quarzo qua all'interno aveva il minerale ricercato. E questo minerale, questa pirite, questa marcasite, con l'acqua si distrugge, si decompone, forma questi ossidi di ferro e tra l'altro tutto l'oro che era contenuto all'interno di questa pirite cade sotto forma di microscopiche pagliuzze e si accumula per terra, quindi potrebbe essere molto interessante e fruttuoso dare una piccola occhiatina a questo fango. Dare una Sì. recuperata, una setacciata. Sì. Cosa hai trovato, Alberto? Qualche scagliettina piccolina di pirite volifera. Questa che brilla sì. qua. Adesso sto frugando un po' qua tra i filoni, tra lo sfasciume, in cerca di minerali. Una piccola lamina di pirite, non so se si vede dal video, però noi la vediamo molto bene. Pirite aurifera. Eccola lì. Si vede proprio il taglio della roccia trasversale, Alberto? Sì. Abbiamo Sì, raggiunto sì. anche qui la fine di questa galleria. E con essa Rimangono le ultime perforazioni e si vedono le vene di quarzo. E niente, l'oro non l'abbiamo trovato, abbiamo trovato solo quella piccola pagliuzza, ma è stato bello esplorare, poter dire siamo entrati in una miniera d'oro dei Dolomiti. Continuiamo con il nostro giro, seguiteci. Ai forni di distillazione I del forni di mercurio. distillazione del mercurio, quelli più recenti, e un po' di materiale di frana hanno subito e